Di nuovo buongiorno a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In corso in questi minuti un incontro fra la Conferenza delle Regioni e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per definire i contenuti di un'ordinanza che fisserà le competenze delle regioni rispetto all'emergenza ucraina. L'ipotesi, ha anticipato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della stessa conferenza Massimiliano Fedriga, è che i presidenti delle regioni siano commissari e Fedriga ha auspicato che l'accoglienza possa essere molto diversa da quella tradizionale che conosciamo. Per quanto riguarda il tracciamento dei positivi Covid e possibili isolamenti, ha concluso Fedriga, bisogna mettere in atto misure preventive, serve anche un intervento degli organismi nazionali per fare questo tipo di attività. E intanto continuano gli arrivi di profughi dalle zone di guerra nella nostra regione. All'alba 133 ucraini, in gran parte donne con bambini, sono giunti nella sede della Croce Rossa di Udine dopo essere stati sottoposti al triage sanitario. Molti hanno continuato il viaggio verso il centro e il nord Italia. Li abbiamo colti su Tolmezzo, il primo pullman è arrivato con una ventina di minuti di ritardo dopo è arrivato qui su Udine, quindi circa 130 persone sono quelle che noi abbiamo verificato, gli abbiamo fornito supporto con bagni e un po' di tè caldo e un po' di viveri, abbiamo fatto i tamponi da cui ci sono risultati quasi tutti a posto, salvo 2 positivi che adesso le stiamo dirigendo verso un centro di sottoselva. Per quanto riguarda invece le altre persone, dove andranno? Alloggi qua oppure fuori regione? Abbiamo delle persone che sono state prese dai loro familiari, alcune accompagnate dai familiari e alcune stanno andando in centro Italia e anche in nord Italia, quindi varie destinazioni. Abbiamo anche una destinazione verso Roma. Quindi anche ricongiungimenti praticamente? Abbiamo anche dei ricongiungimenti, assolutamente sì. Abbiamo visto persone che arrivano da un fronte di guerra, per cui la paura negli occhi si vedeva, c'erano un sacco di bambini e dobbiamo dire che si sono subito sentiti a loro agio, insomma, in mezzo a noi. Profondo dolore a Brugnera per la morte di Francesca Manfrè, di 44 anni, che è stata investita da un'auto mentre stava facendo jogging. Alla guida dell'auto un uomo di 78 anni di Pasiano che è risultato positivo all'alcol test e sono in corso indagini per omicidio stradale. Brugnera piange Francesca Manfè, la donna di 44 anni, morta ieri dopo essere stata travolta da un'auto mentre faceva jogging in via Prata a Tamai. A investirla un uomo di 78 anni di Pasiano alla guida di una Fiat Multipla che l'ha urtata sul ciglio della strada sbalzandola a diversi metri di distanza. Lui stesso si è fermato a dare l'allarme. Inutili però i soccorsi, nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è morta nel tragitto in ambulanza verso l'ospedale di Pordenone. L'investitore, sottoposto ad alcol test, è risultato positivo con valori quasi doppi al consentito. Informato il PM di turno, la procura è pronta ad aprire un'indagine per omicidio stradale. Francesca Manfè, atleta del Reaction Triathlon Team di Pordenone, si stava allenando sulle strade vicino a casa. Lascia il marito e 2 figli minorenni. Lavorava al mobilificio maronese. Azienda, club sportivo e il sindaco di Brugnera Renzo Dolfi hanno espresso profondo dolore. Dopo oltre 24 ore di ricerche, ieri sera è stato trovato nel laghetto del Parco di San Valentino a Pordenone il corpo senza vita di Andrea Dell'Olio, il 56enne di cui la famiglia non aveva più tracce da martedì sera, escluse responsabilità di terzi. È stato trovato morto nel laghetto del Parco di San Valentino a Pordenone. Andrea Dall'Olio, il 56enne, scomparso da casa la sera del 1° marzo e del quale i familiari non avevano più notizie. Le ricerche da parte della polizia e dei vigili del fuoco sono durate oltre una giornata, anche con droni e cani molecolari, i quali hanno fiutato una traccia che li ha condotti fino al laghetto, al bordo del quale è stato trovato il giubbotto che indossava l'uomo al momento dell'uscita da casa. Da qui la scoperta del cadavere. L'allarme era scattato mercoledì da parte dei familiari con una denuncia in questura che non avevano più notizie dell'uomo, nato a Cagliari ma residente in città in via interna. Era stata anche diffusa la sua foto dalle forze dell'ordine con un appello della famiglia affinché ci fossero segnalazioni utili a rintracciarlo. Purtroppo nella tarda serata di ieri la triste scoperta: sono state escluse responsabilità di terzi.
Pensando di agire indisturbati, scambiavano materiale di tipo pedopornografico utilizzando una piattaforma di messaggistica istantanea e per questo motivo un cittadino italiano residente a Roma, sorpreso in flagranza di reato e finito ai domiciliari. Denunciato anche un secondo uomo di Viterbo. L'operazione è partita da una segnalazione anonima ed è stata condotta dalla Polizia Postale di Trieste in collaborazione con i colleghi laziali. Dopo le indagini preliminari, questa mattina all'alba gli agenti hanno sequestrato diversi supporti informatici contenenti file che ritraevano violenze su minorenni. Tra il materiale confiscato 2 smartphone, un hard disk, un tablet e uno spazio di archiviazione virtuale. È morto la scorsa notte Marco Camuccio, di 46 anni, cotitolare dell'azienda di famiglia Premec Hightech SRL, presidente del gruppo Giovani Industriali di Pordenone dal 2012 al 2015. Dopo la laurea conseguita nel 2002, Camuccio era entrato nell'azienda di famiglia specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione. È stato anche consigliere della Camera di Commercio di Pordenone dal 2014 al 2018. Accoglienza, comunità e lavoro sono 3 parole chiave che spiegano il progetto presentato a Fagagna, dove è stato inaugurato un appartamento destinato a 7 ragazzi stranieri neo-maggiorenni provenienti da varie aree di crisi del mondo e già integrati nel tessuto sociale friulano. L'alloggio è stato donato dal Comune di Fagagna all'associazione Oikos. È con soddisfazione che stamattina inauguriamo questo appartamento che abbiamo messo a disposizione dell'associazione Oikos per favorire l'abitare a questi ragazzi minori non accompagnati che hanno trovato lavoro e occupazione nelle nostre aziende. È un segno di speranza per il territorio, perché crediamo moltissimo nel lavoro che abbiamo costruito con il tessuto produttivo, le aziende, il territorio, con l'amministrazione comunale che ci ha dato un appartamento per provare a sperimentare con i ragazzi che escono dalle nostre comunità per minori stranieri non accompagnati, da neo-maggiorenni, l'esperienza dell'autonomia o della semi-autonomia, perché comunque come Oikos li seguiamo, li accompagniamo, li aiutiamo a inserirsi da un punto di vista della percezione di sé dentro le aziende e nel tessuto sociale delle comunità che abitiamo. Oggi Snaidero ha donato una cucina in questo momento veramente molto importante a Fagagna, dove questi ragazzi che si sono trovati ad essere aiutati dal territorio nel passaggio anche da adulta, che vengono da paesi molto lontani dove hanno affrontato delle sofferenze indicibili, possono essere sostenuti e inseriti nel nostro contesto sia sociale che lavorativo. Un modello di concretizzazione e di integrazione che ha creato una possibilità di vittoria sia per loro ma anche per la comunità che li ha accolti e che ha messo in campo non solo le istituzioni, i cittadini, ma anche un vivo tessuto sociale che è molto importante. La sicurezza sul lavoro è stata al centro di un confronto tra consulenti e imprenditori a Sagrado. Ogni giorno in Italia si contano di media 3 infortuni sul lavoro. Solo nel 2021 quelli mortali sono stati circa 1400. Un bilancio ampiamente analizzato quest'oggi a Sagrado, in occasione della tavola rotonda organizzata dallo studio legale Mosetti Compagnone e Percorso Sicurezza, che ha visto la partecipazione di una 70ina di imprenditori da tutta la regione. Sintomo che la tematica è sempre più al centro dell'attenzione, anche con le sue nuove trasformazioni. Il legislatore è intervenuto aumentando notevolmente le sanzioni e noi come i bravi consulenti sfruttiamo le normative anche non perfette per trarre opportunità da queste. Il nostro progetto passa attraverso diverse figure che sono quella legale, quella tecnica e quella psicologica, perché oggi il principio fondamentale, il leitmotiv fondamentale senza dubbio è quello di far acquisire ai dipendenti, oltre che agli imprenditori, la consapevolezza della sicurezza, che è un concetto completamente diverso rispetto alla mera applicazione di norme scritte. Comincia a fare i primi tentativi di interpretare la legislazione in materia di sicurezza non più come un elemento punitivo, ma come un elemento partecipativo. Ormai da anni circa l'87% degli eventi avviene per motivi comportamentali sbagliati. Il legislatore finalmente ci dice che dobbiamo incidere su questo genere di aspetto.
Un'iniziativa del Comune di Udine che attraverso l'ufficio anagrafe canina per la mattinata di domani organizza in piazzetta Belloni una raccolta di beni di prima necessità per gli animali dei rifugiati e per quelli rimasti in Ucraina. Dalle 9:30 alle 12 sarà a disposizione un banchetto per poter raccogliere cibo, ciotole, guinzagli o il necessario da fornire per il sostentamento e l'assistenza a chi, nonostante il momento, gli animali non li ha abbandonati. La raccolta continuerà presso l'ufficio dell'anagrafe canina in via Stringer 12 tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Tra una settimana Piancavallo ospiterà un grande evento, la Coppa del Mondo di Snowboard. Si inserisce in una stagione ricca di grandi eventi della neve in regione e stagione ricca dal punto di vista turistico, in particolare proprio a Piancavallo, tanto che il sindaco di Aviano lancia un appello agli operatori. La domanda è superiore all'offerta e c'è bisogno di investimenti. Quest'anno noi abbiamo avuto, nonostante il periodo non semplice, perché non dimentichiamoci, è una stagione che è stata ancora condizionata dalla pandemia, siamo riusciti a portare in Friuli Venezia Giulia dei grandi eventi sportivi, a dimostrazione di quanto la Regione ci crede in primis, perché questi eventi si svolgono e si fanno grazie all'impegno delle associazioni, dei volontari, della FISI, ma anche grazie alle risorse economiche messe a disposizione da noi. E poi a dimostrazione di quanto le nostre piste in questo caso siano ricercate anche dai grandi professionisti. In una stagione che sta dando grandi soddisfazioni a Piancavallo. Sì, Piancavallo quest'anno veramente sta facendo numeri eccezionali e questo evento, che è un grande evento perché è una manifestazione mondiale, la Coppa del Mondo di Snowboard, si inserisce in tutta una serie di eventi che stanno caratterizzando Piancavallo per essere un punto di riferimento. In questo momento Piancavallo ha bisogno di ulteriori operatori perché la domanda è superiore all'offerta, quindi ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliono investire in Piancavallo, troveranno nel Comune di Aviano un supporto sicuramente importante. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito, arrivederci.